Sotto un cielo d'estate c'è il mare che mi chiama. L'odore di salsedine è il canto della mia anima. La sabbia calda sotto i piedi. Cari amici di Eventi del Territorio, ben ritrovati, buonasera a tutti, siamo a Corbanese, siamo alla festa settembrina dal 30 agosto al 15 settembre. Ai nostri microfoni è un piacere avere Maria Vittoria Polenzella, che è la vicepresidente della Proloco. Ben ritrovata. Bentornato a te, è un piacere averti qui di nuovo. Anche per noi. Raccontaci un attimino cosa sta succedendo alle nostre spalle, ma cosa è successo fino adesso. Allora, festa settembrina quest'anno l'abbiamo allungato di una settimana, dal 30 al 15 agosto. Come potete vedere c'è tantissima affluenza e ne siamo felicissimi. Anzi, tra un po' devo scappare perché mi richiamano in cucina al mio dovere. Gli appuntamenti sono sempre molto intensi, dando particolarmente spazio agli eventi musicali, e quest'anno per il secondo anno consecutivo abbiamo la gara di orienteering, quindi anche tutti gli appassionati ma che non praticano questo sport possono venire a provarlo. Domenica 15 settembre. Oh mare, portami via verso terre d'Oriente, dove i profumi danzano. Maria Vittoria, come stanno mostrando le immagini in sovraimpressione, tantissima musica, tantissima gente. Quali sono i piatti tipici di questa serata? Allora, oltre alle nostre classiche specialità alla grilla abbiamo ovviamente lo spiedo, abbiamo gli scios, abbiamo il baccalà, le sepiolini in umido, insomma in ogni serata cerchiamo di dare un'alternativa alla classica grigliata che c'è, comunque sempre, la fa sempre da protagonista nella nostra sagra. Con te mare, salgo verso l'ignoto, cercando. E adesso Maria Vittoria, un'ultima cosa, un doveroso grazie a tutte queste bellissime magliette gialle. Assolutamente che sì, vediamo. che è la prima cosa che dobbiamo fare, perché senza tutti i nostri volontari, dai più piccoli ai più vecchietti, ai più senior, sicuramente non saremo qui. Quindi il mio grazie e anche quello della Presidente Micaela va a tutti i volontari che ci danno una mano e ci sostengono. In cerca di coraggi, oh mare, portami via verso terre d'Oriente. Quindi ormai è il secondo weekend andato, dai appuntamento a tutti i telespettatori per venire all'ultimo weekend. Assolutamente sì, ci vediamo sabato sera 14 e domenica 15 con la gara di orienteering e a pranzo, perché dopo chiudiamo. Bene, grazie mille a tutti, noi ringraziamo Maria Vittoria, la lasciamo andare ai suoi impegni dietro le cucine perché la stanno già chiamando, e noi invece ci sediamo a degustare un buon piatto di tipico o di crostacino o di sosta, adesso sceglieremo, però accompagnato da un buon bicchiere di vino. Quindi voi aspettate il prossimo weekend, vi aspettiamo qui Maria Vittoria e tutto il suo staff. Noi siamo qui presenti per voi, E vi salutiamo, grazie mille. Ciao, grazie mille. Non può dimenticare. Oh mare d'Oriente, sarai sempre nel mio cuore, un'avventura infinita, un eterno amore.